Sono la dottoressa Arianna Camporese, medico psichiatra del Dipartimento Dipendenze dell'USEI Euganea e responsabile del progetto Cambio Gioco finanziato dal Ministero della Salute e approvato dalla Regione Veneto. All'interno di questo progetto abbiamo prodotto una guida per stakeholders alle scelte delle azioni efficaci per la prevenzione del disturbo del gioco d'azzardo. Questa guida nasce come lavoro multidisciplinare tra gli operatori del Dipartimento Dipendenze dell'USEI Euganea e il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università degli Studi di Padova. La guida presenta come finalità il supporto degli stakeholder e in particolar modo degli amministratori locali nella condivisione delle conoscenze scientifiche più recenti nel campo della dipendenza da gioco d'azzardo e cerca di fornire degli strumenti e delle informazioni utili a contrastare questo tipo di patologia. La guida ha una parte iniziale in cui si danno delle informazioni generali sul fenomeno, analizza fattori di rischio, fattori di vulnerabilità e una seconda parte in cui si trattano i temi della prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo e si affrontano le principali iniziative utili a contrastarlo. In questo periodo storico in cui la pandemia ci ha coinvolto abbiamo avuto anche nei nostri ambulatori delle riduzioni di afflusso di utenza. I giocatori si presentano meno nei nostri ambulatori. Questo però non corrisponde a una diminuzione della problematica. In realtà una quota, probabilmente anche sostanziosa, dei pazienti si è spostata da un gioco terrestre a un gioco online e quindi è importante che non abbassiamo la guardia per quanto riguarda questa problematica. Il nostro obiettivo quindi nella stesura di questa guida è proprio quello di fornire uno strumento efficace, in particolar modo appunto agli amministratori locali, ma non solo, e a tutte quelle persone che sono chiamate ad avere un rapporto stretto con i cittadini che possono presentare dei fattori di rischio rispetto a queste patologie. In particolar modo gli amministratori locali hanno un ruolo chiave in quanto sono chiamati, hanno competenze per esempio nella sicurezza urbana, sono enti che hanno un potere nel controllo dei gestori delle sale gioco e soprattutto hanno un rapporto molto stretto con i cittadini. Ecco che in quest'ottica in cui noi vogliamo potenziare il lavoro di rete è importante che ci sia un connubio tra quello che è il sapere dei clinici e il sapere del territorio in un'ottica di empowerment di comunità. Speriamo quindi che la guida a questo fine vi possa essere utile.